Guarda, condivido quanto hai detto e aggiungo anche che secondo me come partito di centrosinistra noi dobbiamo, anche in Veneto, ma devo dire che la linea Martella ha già determinato dei cambiamenti in questo, io credo, Carlo, che noi dobbiamo rivendicare alcune battaglie che sono nostre e non dobbiamo più avere paura di usare un linguaggio chiaro nei confronti di certe battaglie. La battaglia, per esempio, sui salari, la battaglia per il lavoro giovanile e del lavoro femminile, la battaglia contro il caporalato, la battaglia per i diritti civili. Ma scusate, lo ius soli, lo ius scholae, chi lo deve fare se non noi? E guardate che non è solo una questione così di organizzazione di buonismo, ma sì, dai, un bambino nato in Italia da genitori stranieri deve essere italiano, perché se noi non riconosciamo a quel bambino la cittadinanza, quel bambino cresce con un conflitto per cui lui si sente italiano ma è respinto dalla società italiana. Che razza di contributo può dare? Che sentimento, diciamo, di italianità può costruire dentro di sé se siamo noi per primi a dirgli no, guarda, dobbiamo metterti in prova, sei in prova. Quali sono le battaglie che caratterizzano il nostro partito? La battaglia sul lavoro, come hai detto tu, la battaglia per i diritti civili di tutti, la battaglia per la sanità, una sanità pubblica di qualità, Poi non vuol dire che il privato non possa collaborare, no? Se il pubblico non ci arriva, farà delle convenzioni con il privato, ma alle regole del pubblico però, non alle regole del privato. La battaglia sui migranti, guardate, come diceva prima Carlo, io ho insistito affinché all'interno della legge sul clima venisse inserita la categoria di migrante climatico, perché se noi non affrontiamo il tema del clima, il tema dell'alimentazione, della sottonutrizione, ma mi volete spiegare come facciamo a impedire a una madre che non riesce a sfamare 2 bambini piccoli di partire con il fagotto che ha, no? Per trovare una prospettiva migliore per i suoi figli? Non per se stessa, per i suoi figli? Ma come facciamo a non capire il livello di disperazione di una mamma che cuce dentro il cappottino del proprio figlio la pagella e poi quel bambino di 6 anni lo mette in un barcone, lo lascia andare perché quel bambino possa trovare in Europa una speranza, dicendogli fai vedere la tua pagella, che così capiranno che sei un bambino bravo. Però quei bambini non ce la fanno a sopravvivere, capite? E noi ci giriamo dall'altra parte. Se non è il PD a farsi carico di queste battaglie di umanità, di civiltà, quale forza politica può farlo? Quale forza politica può farlo? Io credo che noi queste battaglie le dobbiamo portare avanti con coraggio e a testa alta. E sono sicura che una fetta importante di elettori che non ci vota più, perché ha percepito che di certi temi non ci interessavamo più e giravamo la testa dall'altra parte, penso alle ONG, penso alle associazioni, penso ai movimenti cattolici, ai movimenti dei giovani. Guardate, noi li recuperiamo. E sapete perché ve lo dico? Perché io ho avuto un'esperienza personale. Io ho avuto una fortuna che è stata quella di imbattermi in una missione ai confini tra la Croazia e la Bosnia. Perché ad un certo punto ho detto io voglio vedere se lungo quel confine avvengono davvero quei respingimenti illegali ad opera della Polizia Europea. Io voglio vedere che cosa succede in quei confini e siamo partiti. E siamo partiti in 5, una delegazione di PD italiana dei socialisti, siamo andati in quel confine e sapete cosa è successo? Ci hanno respinto anche a noi. Cioè noi, deputati europei, con l'immunità, con il diritto di vedere, no? Di ispezionare i luoghi, ci siamo trovati di fronte
7 energumeni di polizia croata che ci ha impedito fisicamente di arrivare a 100 metri più avanti, perché là c'erano quelle famiglie di afghani, di siriani, che arrivavano lì e chiedevano legittimamente di passare dall'altra parte, cioè dalla Bosnia, di arrivare in Croazia. E quel diritto, che è riconosciuto a loro dal diritto internazionale ed europeo, gli viene negato. Noi volevamo accertarci solo di questo, cioè che la polizia croata commette ogni giorno delle violazioni pesantissime del diritto europeo. Croazia, Europa. Ecco, quando capisci che cosa vuol dire tentare per decine e decine di volte di superare quel confine ed essere respinto brutalmente con la violenza, essere torturato, ti tolgono le scarpe, ti tolgono i cellulari, ti tolgono i vestiti e ti ributtano a decine e decine di chilometri lontano da quel confine, che tu il giorno dopo, una volta che ti sei sistemato le ferite dei piedi e le piaghe nei piedi, sei pronto a riprovarci. Cioè il desiderio di arrivare in Europa, il desiderio di migliorare la propria condizione è talmente forte che tu rischi anche la vita. La fai rischiare a te e ai tuoi figli. Allora, se l'Europa continua a non farsi carico di questo problema e di esternalizzare la difesa dei confini come continuamente fa, aumentando i fondi perché i confini vengano presidiati e non decidendo invece una politica seria di integrazione, di accoglienza, che spalmi su tutti i 27 paesi europei e non solo su 4, tra cui noi, o oggi la Polonia per la questione ucraina, perché la Polonia, che ha sempre detto di no al cambio del Trattato di Dublino, è oggi il paese che chiede di essere aiutata, no? E di distribuire. E noi cosa gli abbiamo detto? Certo che sì, ci mancherebbe, e ne abbiamo presi 10 milioni, giustamente. Ma è adesso il momento di dire alla Polonia: caro Morawiecki, adesso tu ti siedi in quel tavolo lì e lo firmi sta cambio di Trattato di Dublino, perché è giusto che le politiche migratorie di accoglienza vengano considerate una corresponsabilità di tutti e non di pochi. E sapete chi è che si oppone a questa regola, che solleverebbe anche il nostro paese dal carico di responsabilità? Salvini, la Meloni, i sovranisti, Orban e i peggio degli estremismi di destra presenti purtroppo in Europa. Allora è chiaro che noi dobbiamo, come dire, rafforzare questa parte di identità. Poi non vuol dire, noi dobbiamo continuare a parlare di lavoro, di impresa. Come facciamo? Di fisco, per esempio. Noi sappiamo bene che l'evasione fiscale in Italia è tra le più alte d'Europa, ma è tra le più alte d'Europa anche l'evasione fiscale, non solo la pressione fiscale. Cioè noi abbiamo un fisco pesantissimo e abbiamo un'evasione fiscale altrettanto alta. Oggi Draghi ha detto una cifra spaventosa, cioè ha detto, se non sbaglio, 10 miliardi non riscossi dalla... No, di più, non 10, che 10 Alessandra? No, ti sbagli, di più. Cioè lui ha detto 1000, non so, 100, adesso lo riprendo. Ha detto una cifra enorme di mancate risorse riscosse dall'Agenzia delle Entrate, capite? Quindi non solo c'è l'evasione fiscale di chi ruba e lucra, ma c'è anche l'incapacità della burocrazia, parliamoci chiaro, no? Di fare il suo mestiere per aiutare poi affinché quelle risorse rientrino e con quelle risorse si diano e si facciano servizi adeguati. Penso alla sanità. Vorremmo pagarli di più sti infermieri e sti medici, oppure preferiamo che vadano a lavorare in Svizzera, in Austria o in Germania? Perché questo è quello che succede. Cioè noi mettiamo migliaia, centinaia di migliaia di euro per sti ragazzi, per formarli, che poi decidono giustamente di andare via, perché scusa, dicono, io una famiglia come me la faccio, una casa come me la compro, se il paese non mi dà questa opportunità? Ecco, quindi io spero, Carlo, che visto che siamo in campagna elettorale, spero davvero che il PD questi temi porti sul tavolo dell'opinione pubblica e dire: noi, cari italiani, vogliamo fare
questo. Non ci riusciremo a vincere le elezioni, vedremo. Però dobbiamo avere delle idee chiare, semplici da comunicare, perché noi abbiamo tutte le competenze, tutte le risorse, tutte le esperienze, penso ai sindaci, per poterlo fare e per poter proseguire il lavoro importante, importantissimo, che questo governo ha avviato quasi 15 mesi fa. Grazie. Grazie Alessandra, grazie a voi che avete con pazienza e con calore ascoltato questo confronto. La festa continua, nelle prossime serate altri dibattiti e confronti animeranno le serate, naturalmente la cucina c'è ancora, il caffè e un buon cocktail vi aspettano e grazie a tutti e buona serata. Grazie anche alle forze dell'ordine che hanno vigilato sulla sicurezza della serata. Buona serata a tutti.